All'ascolto, buonasera, entriamo in cronaca diretta proprio quando sta finendo in questo momento la partita è finita, proprio in questo istante. Cividale 86, Forlì 67, dunque Cividale riapre l'anno con un'importante vittoria. Noi siamo sotto la curva dei padroni di casa, potete solo immaginare il tipo indiavolato, come si dice in questi casi, e la grande prestazione da parte del team di Phil Strider. Dicevamo una partita che era nata un po' male nel primo quarto, 13-20 chiuso a favore di Forlì, poi però le cose sono cambiate con intensità, voglia di gioco da parte della formazione ducale, che ha recuperato l'intervallo ed era sotto di un punto, 38-39, con un parziale di 25-19. La svolta chiaramente nel terzo quarto, quando Cividale è andata avanti, ha messo in campo la voglia, la grinta e soprattutto ha sfruttato al meglio i tiri da lontano e ha chiuso sul 66-56, parziale 28-17. E infine poi in delizia, come si dice in questi casi, la vittoria che porta Cividale veramente punti importanti. Dunque il tabellone recita Cividale 86, Forlì 77, miglior tiratore da parte della formazione di casa, Redivo con 28 realizzazioni. Il pubblico è festante, il pubblico in campo chiaramente, perché è stata, ripeto, una vittoria meritata in tutti i sensi per quello che si è visto e per quello che la formazione ducale ha messo in campo. Ci auguriamo insomma che sia la volta buona, nel senso che questo 2024, che è partito col piede giusto, porti punti fondamentali per mantenere la categoria dopo un inizio di stagione alquanto travagliato. Chiaramente chiudiamo qui la nostra breve ma importante finestra informativa da Cividale. Ricordo ancora il finale, Cividale batte Forlì 86-77. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi con il tifo indiavolato della curva cividalese che sta incitando alla grande la propria squadra. Chiudiamo dal palazzetto dello sport di Cividale del Signore, Cividale del Friuli, signore e signori, buonasera.